Scusate tanto l'interruzione, ma noi siamo in diretta e problemi tecnici non ci hanno permesso un regolare svolgimento della nostra benamata trasmissione. Senti Franco, sei ancora in linea? Sì, sono Franco. Franco, ho capito che sei tu. Senti un poco, vuoi giocare alle coordinate? Sì. Bravo, e vediamo un po', tu la conosci la battaglia navale, sì? Sì. Quella che deve affondare le navi, se le affondi hai vinto, se sei affondato hai perso. Hai capito? Sì. Mi hai capito bene, quindi poi non venire a reclamare se perdi e se sbagli, perché io ti ho detto come stanno le cose e come si fa. Comunque, Franco, dimmi sta coordinata, dai. Che devo fare? Devi dire una coordinata, una lettera, un numero. È difficile. Cazzo, una coordinata, Franco! Ci sei? Ci sono, Franco, una coordinata. C4. C4. Vediamo un poco, C4. E mi dispiace, affondato. E tu hai perso. Senti, Franco, mi dispiace. Sono 2 mesi che provo a prendere la linea, ma lo so, il mamma Mariano. Lo so che siamo seguitissimi, senti, quello che hai detto tu ora mi inorgoglisce perché significa che i nostri centralini sono molto intasati di telefonate e che ci chiamano da tutto il mondo. Pure da Casoia ci hanno chiamato l'altro giorno, pure da Casandrino, ma pensa che tanto. Comunque io voglio essere buono perché mi hai fatto notare questo fatto e quindi vai, dai, ti faccio fare un altro gioco. Sempre puoi vincere, sentimi bene, i biglietti dell'Eternandia, capito? Per 2 persone, ti fai i viaggi su tutte le giostre, tutte. Mi dicono di guardare nella telecamera. Beh, ecco, sono qui. Allora, sentiamo un poco. Franco, vediamo, ti faccio una domanda facile. Tu lo segui il Napoli? Oh, sì, lo seguo il Napoli. Bravo. Senti Franco, quanti anni hai? 45. 45, bene, sentiamo un poco. Franco, senti, dimmi quanti gol ha segnato Bruscolotti nell'annata 79-80? Dai, è facile, dai. Guarda, a me mi stanno facendo segno che mi licenziano un altro poco, tanto è facile, dai. Un aiuto, pure un aiuto come Franco. Tu stai abusando della mia, come dire, della mia... Mi stai abusando. Sentiamo Franco, dai, un piccolo aiuto te lo posso pure dare perché sei da 3 ore a telefono. Vediamo un poco. Vediamo un poco, aspetta. Molto pochi. Molto pochi? Sì, molto pochi. Ti ho dato proprio un grande aiuto. Per quanto pochi? Molto pochi, non mi far dire oltre, dai. Pochi? Pochi, diciamo, meno di 3. Meno di 3? Sì, meno di 3. Hai sbagliato uno. Mi ha segnato uno solo, hai sbagliato. Mannaggia Brusco, come lo so? Franco, ma scusa, ma perché ti alteri ora? Tu hai sbagliato, ti ho dato la seconda possibilità per poter vincere sti cazzi biglietti e tu mi vai a sbagliare l'altra volta. Posso provare a dire un altro numero? No, ora basta, senti. Oggi non lo so cosa è successo, comunque mi sento molto buono, sono andato pure a messa tra l'altro stamattina e comunque ti faccio fare un altro gioco, dai. Senti un po', anzi, una domanda facilissima. Chi ci sta là vicino che ti sta suggerendo? Dimmi. Ma chi era la Maddalena? Ma hai vinto, cioè hai azzeccato, bravo. No! Bravo, hai vinto questi 2 biglietti, senti, però ti ho aiutato molto. Franco, mi devi venire a baciare i piedi perché proprio, senti, sono stato... Franco, non mi far pentire di quello che ho fatto, perché sennò qua succede la fine del mondo, hai capito? La fine del mondo. Può dare